Buonanotte a tutti, questa è una serata molto speciale e vi presento a mio grande amico Giuseppe, che ha collaborato e ha fatto tutta questa festa bellissima sarda. Allora mi puoi raccontare come è iniziata questa giornata? Questa giornata è iniziata avanti ieri, non è solo l'ultima, perché siamo 2 giorni qua che pioveva, che Dio la mandava. Sì? Ed eravamo con l'acqua fino a quasi alle ginocchia, avevamo paura che la festa non si potesse fare. Però siamo abituati, tutti gli anni proprio il venerdì o il sabato ci bagna il piede. Quest'anno invece il sabato ci ha graziati il pomeriggio, si è vista questa serata bellissima veramente. E domani di nuovo almeno il tempo dice che è buono, quindi sicuramente domani sarà un'altra bella festa. Abbiamo visto il tendone che si è riempito un paio di volte. Quindi è andata bene stasera. I cantatori che sono venuti su dalla Sardegna hanno fatto un figurone e meglio di così non si può andare. Si è fatto anche il ballo? Si è fatto anche il ballo poi del pubblico. Tutti contenti, sì, era più bello, sì, era più naturale, penso. Tutti gli anni presupposto riusciamo a far ballare, non riusciamo a farli ballare. Sono proprio loro che gli piace la musica e si buttano subito a ballare tutti assieme. Le nostre canzoni, i nostri balli della Sardegna, anche se siamo molto distanti qua dalla Sardegna, però è sempre nel cuore di tutti i sardi, come credo di tutti di ognuno del suo paese. Certo, anche una bellissima tradizione per tutte le bimbe e per tutti di raccontare quelle storie. Raccontarle da tanti anni come facciamo noi, perché adesso questa festa qua, quest'anno è la 26esima che facciamo, 26 anni consecutivi che facciamo questa festa a Piossasco, la chiamiamo la festa del ciclo sono uraghe, ma è la festa di tutti i sardi e dei piemontesi, perché i piossaschesi sono piemontesi, ce n'è di tutte le razze anche qua e tutti vengono alla nostra festa perché è una delle prime feste che si fanno a Piossasco ed è una delle più belle, la più bella, per conto mio la più bella di Piossasco, perché una cosa fatta solo da un'etnia come noi sardi. Ci sono altre etnie che sono molto più grosse di noi ma non fanno queste cose che facciamo noi e questo per noi è un grosso punto d'orgoglio. Certo. Allora mi puoi dire domani a che ora che cosa si va a Domani fare? Domani mattina alle 9:30 mi sembra, non voglio sbagliare l'orario. Sì? Dovrebbe essere alle 9:30, sì? Che non riesco neanche a vederci tanto. Ore 9:30. Alle 9:30, sì, alle 9:30 c'è la Santa Messa domani mattina, che anche quella la facciamo tutti gli anni. C'è un prete nostro di Piossasco che viene a officiare questa messa e i nostri soci, chi vuole viene col costume, chi vuole viene senza costume, un vestito normale e facciamo questa messa. Dopo ci saranno le prenotazioni per il mezzogiorno. Sì? E si mangia tutti assieme, tutti alla stessa ora, un capannone pieno di gente per pranzare. Dopodiché, finito di pranzare, si pulisce il salone, non sono tanto io come un papino. Lavoro di tutti. Quindi si pulisce il salone e si prepara già per la sera. Domani sera poi è l'ultima che si fa, domani sera avremo un'orchestrina che suona liscio e balleranno sulla pista che c'è di là. Anzi domani pomeriggio abbiamo una compagnia di Zumba. Allora ballare Zumba. È un ballo nuovo che io non so neanche cosa. Però loro lo sanno. Ma anche ti voglio vedere ballare un po' di Zumba. Forse no. Forse sì. È tutto lì. Domani sera poi si finisce la serata fino a quest'ora, fino a mezzanotte, ballando la gente che ballano del pubblico. E così. Ringraziamo poi la Rosa Marta che è già 2 anni che viene a trovarci e non solo a trovarci perché poi per tutto l'anno ci manda tutte le nostre fotografie, i nostri filmati della festa e per noi è una cosa grandiosa perché è pubblicità gratuita per noi e lei lo fa proprio con la sua gran volontà di farlo, sicuramente sì. E per questo ti ringrazio. No, grazie mille anche a te e aspetto tutti gli anni di stare qui con voi. Sì, ma noi ti avvisiamo tutti gli anni. Perché questo è un lavoro veramente bello, straordinario e meraviglioso. Bella cosa, sì. Ok? Ti ringrazio. E ti ringrazio anche tanto. Lo salutiamo a tutti. Ciao.